Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. È davvero bello poter cominciare in voi una trasmissione nuova grazie a questo bando della Regione Sarda, bando Imprentas, che ci ha permesso, ci ha aiutato a fare questa trasmissione. Anche sì, 20 puntate, tutto dedicate alle conoscenze, ai maestros mannus, di tutti i arti della Sardegna nostra. E dunque, oggi andai a conoscere meglio come si costruisce il launedda, come si suona questo strumento musicale. E dove grazie a due maestri, uno che ci ha aiutato a comprendere, a fare biri, a scienze, commenti, si costruisce il launedda, partendo da questa canna, fino a arrivare a questo strumento musicale. E questo devo sapere con Vincenzo Sanna. E sapere invece tecniche, commenti, si suona questo strumento musicale con un altro maestro umano, Orlando Magia. E dunque noi andai in Maracalagonis, poi Tangunisi in questo luogo bello, onde issos imparano queste scienze, a comprendere queste arti antiche. Siamo andati in questo che è su ex Monte Granatico, sul magazzino del Sudrigo, dunque questo è sul luogo dove usa registrare questa puntata nuova. È bello a topiare a Orlando Magia, poi Taisu è un maestro umano di questo suono, ha cominciato a suonare da Picciocchetti, è stato appassionato, è stato allievo di Luis Zullai, ma Isu è tutto adi. In tanti si imparò su Villu a suonare tutti gli strumenti musicali che conosci disso, fa parte di questa orchestra popolare italiana, ha diffondato quest'orchestra regionale sarda, di questa tradizione musicale, e partecipa a un montone di manifestazioni, a concerti, a seminari, a mustas, ha fondato questo e tutto, un socio balluttundo, un museo degli strumenti musicali della Sardegna nostra. Dunque, di aderus un mondo umano che si conosce impari in questo primo attopio, questa prima puntata della trasmissione Maestros, ma poi comprendi meglio pure sul mondo musicale, quali è questo strumento musicale, ita contata in Sardegna, questa tradizione cosa nostra, prima di andare a Maracalagonis, a Toviai, a Vinicio e a Orlando, Deus ma voglio fare bene una scheda che ha realizzato e scritto su professori Marco Luzzo, etnomusicologo dell'Università di Castello e da tradusia in sardo bonoso su giornalista Maria Barca, e dunque con questa scheda abbiamo a conoscere meglio su strumenti musicali di oggi, il launedda, e poi andare in pari, si va a pregere a Maracalagonis in questo luogo bello, su magazzino, questo che vieta su magazzino e su Drigo, poi imparai a suonare, ma pure a fabbricare il launeddas. Sar launeddas sono strumento musicale pro d'importo desa tradizione sarda. Sas caratteristicas morfologicas, sas tecnicas a porlar sonare e su bronzetto nuragico che esistette accattao che mostra da un usonadore di un strumento che la semizzata, non sa che collocare sar launeddas in sa famiglia de sos strumentos aerofonos o a pruscannas de su Mediterraneo. Istrumentos che tenen commente mannoisi sos clarinettos anticos egizios e sumeros. Chi sar launeddas sono antigas si comprende fin sardetti son fattas. Sono materiali semplices come sa canna, so scordiolos e sa caira de sa sappese. Ma questa semplicitade non borde per trampare. Sonare sar launeddas est un'arte difficile chi pretende de annos di studio. Difatti, in Sardegna si può considerare mastros pagos os chi custodi in quest'arte. Sono med sar difficoltades che un pizzino che sta imparando a suonare deve affrontare. Sa prima tenedita a fare questa tecnica, difatti in sar launeddas si suona una cussalenu che non si frimmada. Una tecnica che permette di ideare uno suono che non si frima dopo qualche minuto, piegando prima sagra dei pulmones e poi cussa frima e soscavanos. Poi si deve imparare la musica del suo repertorio, va musica sacra, sa desa sprevessones e musica sa chi accompagnano su ballo e su canto.
sonadas chi deppen essere imparadas de capo pugada concerto, che narrere sordeghe tipos de strumentos chi in parte de sa famiglia de sarlauneddas. A parte cussa de sorsonadores, s'attera arte chi cherede manos abiles e talentu, est cussa de chi sarlauneddas all'arfaghede. Certos sonadores lischi infinas a la saghere, atteros dimandan artisanos chi han affinaus arte in anno ormedas. Unu chi aghe de launeddas depe delischire cando e commente gullire sa scannas, commente si depen lasciare pasare, conoscere sa misura giusta de prur de chentu tipos de strumentos e imparare a faghere sor linguazzus. Entraus duncas in questo che su luogo sa fabbrica e tutto della Uneddas, siamo noi in Maracalagoni con Orlando Magia. A noi sapere con Orlando ci siamo più su meda volta, se ho fatto artistas e cose bellas e poi maestro e tutto. Perché lui in questo mondo delle tradizioni e tutto sei diaderus. Depende canta Marrosci. No, non credo che sia da Bene, ma Maracalagoni. Grazie a tu mi piace in me la torrai a troviai Orlando Magia, poeta conissimo, devo questionare di mera cose. In questa trasmissione noi andiamo a capire come funziona nel mondo questo mondo, come sta regolato, conoscenze, come si scienze si imparano a suonare gli strumenti musicali. Se noi siamo proprio in una fabbrica dove si fa lezioni, si può imparare a suonare la uneddas, ma con Orlando Magia. Ma con Vinicio Sanna si può imparare dunque a fabbricare tutto questo strumento. Dunque è una cosa di importo umano meda, è questo che si fa io. Orlando, questa è una scuola, contami pago di questo luogo. Allora, intanto in questo luogo che si ospita è questo teatrino comunale che è ex Monte Granatico, che hanno adattato, anche si va di Sant'Ilari. Quando si studiava su Trino, infatti. E poi c'è questa banda musicale di Santo Stefano de Maracalagoni, che noi va di lezioni, e ho hanno anche ospitato a noi su puro, e poi questa esigenza avuti de partire con una cosa, con una novità. Io sono adesso 90-91 che faccio lezioni, e in ogni corso che ho organizzato, ho sempre ogni tanto organizzato laboratori di costruzione, però che tu fai 20-30 lezioni, dobbiamo uno d'uso, ecco, giusto una cosetta, e spicciocchetti non ci dà via a poni conca, proprio così costruiti su strumento. E ho canno, grazie anche a sarti di Vinicio e a sua genialità, perché Vinicio è stato allievo mio già da una decina di anni, penso. Poi mi raccontai, tra l'altro fare, perché adesso sei proprio un luogo a suonare, però questo è che siamo, poi vai su ritto e la uneddas. E tappanai che il tempo funti cambiato, su e suonare su questa modernità, perché devo, per esempio, un pacchetto costruito, e la UNERGO mettere a pompare su del suplettino mortas. Ma io sono stato inventato 50.000 cose a noi che sono tutte apprezzabili. Che su Vaitori è più descansato, poi si va poi si tutto. Ecco, dunque, Orlando, una cosa è una pollice, è una grossità che tengo. Tu, te serata in mia, se lo becci ceddo, insomma, vuoi cambiare un pacchetto stesso. Perché sono questa classe. Questa classe è su 59, c'è due gioia. Sono un bel centinaio. Però mi voglio dire una cosa, tu avevi un periodo onde la UNEDDAS, i suonatori della UNEDDAS non fianta 10 mesi, c'era diadero su una crisi e tutto con i suonatori. Quando devo cominciare, tenia 10-12 anni, i suonatori in mano, si contano con i diti dei mani, e poi il resto si arrima. Però che è stato un periodo veramente triste, perché avevamo rischiando di ricevere una tradizione che si arriva da 3.000 anni a questa parte. Però che succede? Arriva la fisarmonica, arriva il organetto, arriva il basso elettrico, questa donna... Dunque ci viene a mera possibilità di tutto bene accetto. Però spicciocco, non di orientato, intendi desempegnai
a suonare il launedda. Ma una cosa, ma tu hai imparato con un maestro come si difendi tu in moi o hai imparato diversamente? Come ti funziona? Allora, da via parte del suo gruppo Caragones di Vincenzo Azzeri, no, il professore del mare che è padrino mio pure, poi diventa padrino mio. E dopo fui più e dove sorri mia, dove questo gruppo nasce penso con nonno, perché noi di solito famiglia appassionati. E ci fu frate mio, Graziano, per un anno, 3 anni e mezzo da me, e dopo ti chiedo, ho sempre fatto un solo, mi piaceva, da ballavo, e poi cominciavo a suonare su solito, la chitarra, e provavo a intendere i suonatori della UNESCO, ma una cosa bella questa cosa, ma quando mai ce la può fare, perché reddito, e ne a Luigi Lai, e ne ad Aurelio Brocco, e poi a Sacabata, e ne ad Zioprettino Mortas de Muravera. Ecco che mi piegavo un pachetto in buona, tu si portava, poi ti hanno provato a suonare, e poi cominciavo a provare, imparare con frate mio pure, e ci ho fatto fare quella cosa. Ecco che nasce la prima scuola pubblica della UNED, mi pare che su 73, ora non mi ricordo la data, 72-73. E abbiamo fatto in scuola media, in istituto comprensivo, e fu durato 24-5 mesi, però volete essere sufficiente, si può un po' cominciare a... Un po' appassionare. Un po' appassionare, 3 o 4 mare abbiamo cominciato, e pensando noi mai mollato. Poi ha continuato solo. Tu sei la prima scuola che hai aperto della UNED, in quali anni? Beh, mi pare che nel 91 abbiamo fatto in quarto una scuola tramite sul gruppo Città di Quarto. No? Io ho organizzato un corso e fu dei primi che ho organizzato. Poi in Signa, poi in Senorbi, poi in Sadali, poi... Dopo giravo veramente, siamo arrivati a tenere 5 scuole aperte contemporaneamente. In noi quanto fonti si scende? Beh, in noi penso che sia una trentina, poi questa scuola della UNED, ma avevo lezioni di organetto con il maestro Luca Schirro, e poi penso lezioni del ballo sardo di piazza, però... Che voi Luca Schirro sta facendo finta di essere allievo, maestro? No, ma è un grande maestro, però sicuramente che sono della UNED pure, quando fai parte dell'orchestra mia, dell'orchestra polesana, e quindi tanto piccavo a piacere, là, ormai non fanno vai da manco, diventavano un punto di riferimento. Devo che hanno aperto questa trasmissione, appunto, bene cosa bella sa dei due, tutte le cose che fai, i premi che ha vinto, tutte le attività, i dischi, le collaborazioni, tutto quanto. Fai esibire, ora devono uscire a punto punti allievo, già i punti pronti a suonare, a punto questi sanno scolastico, non allora, però narami tu, fammi intendi a chi si ascolta in questa trasmissione del maestro, commenta il maestro in parentesi scienze, commenti fai a donare le conoscenze cadenesi. Allora, io sono fortuna del suo maestro, commenti si organizza un oso. Ma prima restiamo a furatura, no, da San Novaghetto, si impara di aici tra registrazioni e tutto, ma con suplettini e tutto non facciamo selezioni proprio come ti vedo noi. Io sono piccato alla UNES, mi hanno questo strumento, suona, solo chi c'è, capito? A sbarratura. E quindi potete di aici. E quindi noi in Areuso canciati scienziati che già diventano maestro pure, c'è Matteo Muscasa, c'è Stefani Cara, c'è Jonathan della Marianna, che poi va tutta questa scuola con me, poi diventa un maestro se c'è di altre scuole, che è la cosa che a me mi fa proprio piacere, poi questa tradizione che continua. E quindi, però c'è principianti pure, ora c'è Carol, vieni qua. Bene a noi, noi abbiamo... I sesti nipote d'arte. Voi ti interroga, I sestannetta dei grandi professori di Fernando Viso. Che testimoni? Controlla tutto, Fernando Viso controlla tutto. Poi adesso si emoziona quando intendi da sa pippiesa. Io ho fatto 23 o 4 lezioni, a sinizio, narioso, e poi ho sentito che si studiava. Si commenta arriva da una famiglia di tradizioni, si punti di adero del domo. Dunque, io mi pongo a gustare, fate i posatro, se fai mi bene come questa lezione, fammi intendere come questa lezione. Poi questa processione, poi su viaggio ancora sono 10 con due c'è da fare sopra c'è da fare tutta questa passaggio che ti prima, dai, fammi intendere.
Beh, può essere stata terza elezione, solamente. Cazzo là. Brava, no, gioia passata non ci via da solare tutta una volta dove vai, però, Quando se confondi... usa respirazioni continua. Beh, da primo dì si provava con questa cannuccia, con questa stessa acqua, c'era fatta già da primo dì, dopo un capizzino non ce l'ha fatta, e poi 2 lezioni si è imparato questo tuo di cera, se che vonti, non è questo passaggio obbligatorio, poi Sant'Effe si stava attendendo, certo. E noi siamo processione. Quindi tutto gusto, anzi cominciamo con questo passaggio. Ecco, come si comincia a suonare? Questo una cannicetta, una mancosetta, no? Una mancosetta, qualcuno comincia con il violazzo, con la media, comincia con il punti organo, poi lo ritengo più facile di apprensione, capito? Già da subito ci da fare una cosa, comprende, sono orecchiabili. Dunque, ma itta di snada, cioè, io mi voglio uscire e mi voglio intendi itta nada stui ai scienti, si può imparare, che all'incuro segreto, come si deve comportare. Poi una volta che anti comprendi come si suonare e suonano già la un'edasa, come ti tu, che all'incuro già fai parte della orchestra, suona con tu. Beh, itta di conta sei in scuola, quando fate tutte queste lezioni? Beh, una cosa che come segreto sono andati, dopo su Chiscio, su pacchetto con umiltà, se sono docenti, si sa posto su 10 là, con il suo arabetto. E quindi c'è quello che ha bisogno di dinare tante cose e c'è quello che magari deve subire poco poco e già tu fai. Poi questa musica di Aici non è cosa prodotta. Ci sono appassionati che magari ti vedono 20 anni a suonare e magari vanno sul livello su, però se ti bene poi ti danno passione. Invece ci sono gusti che magari in 1 anno ci davanti a fare un bello campionato. Canto tempo ci vuole, aspetta che mi ponga questa parte. Canto tempo ci vuole, e poi, come te che ti sei tu? Carol. Carol sta cominciando. Quando è che devi sapere sono a 3 scanne, se la un'edita, su manco su una processione? Allora, da disappunavo... Quanto c'è da bolli dentro? No, da un piccolo poi esempio... Poi tu cambia da un suonato, però... persona. Da pensi... Nareoso che da un esempio, poi io sono da Carol, ma c'è Carolina pure, vieni qua. Bene, noi che tu ti arrangi se sta pensando, da Carolina davi come esempio. Poi ta Carolina da come si va a scuola, uno che ma io sono da Posonai, sono da Susurito, sono da Launete, sono da percussioni. Quando ho cominciato Carolina, tenia questa quando passando, ma non la conosceva. Mi ha detto, questa mamma, e ti vuoi bene curiosa. Mi c'era questa signora, mi era cordiale, no, c'è figlia mia che è proprio appassionata da politica, e poi no, insomma, si è posto un contatto e fu venire a questa scuola di Capoterra. Poi che questa scuola civica pure, però non fosse De Pura, è vero, prima fu Pura, poi fu passato a Capoterra. Quindi a Pura si fu presentata. No, non da accudire, praticamente ogni lezione che devia, questa lezione infatti non devia a suo doppio di cui imparare. Issa mi pare che in 4 mesi di lezioni, partendo da zero, fu venire a Sant'Effiso con me e sono in processione, in 4 mesi. Beh, ecco, questo fu un caso straordinario, però c'è gente che 1 o 2 anni, ne ha bisogno di 1 o 2 anni, però quando potrei a questa questione di prima, quando uno si impegna e ci pone di cuore anima e tiene il talento pure, poi ti vuole di nuovo che tutto. E in 4-5 mesi si può fare già qualcuna cosa. Certo, non puoi fare badare in una piazza, ma a livello di suonare questa processione, e da Carolina da dico sempre da Raimondo sempre per questa cosa, poi come intesa forse non c'è da istituito, 10 denari troppo complimenti scoppiettanti. Ma insomma, per intendi che una cosa, vai a suonare pago pago. Poi volevo suonare pure, dai, dopo non vi ora siedo, dai. Ciappo non vi orassio, intendevo su moi, visto che ti ha fatto un bene complimento su... Carol, mi raccomando, sanno che bene te voglio dire in Sant'Effiso, con sua orchestra del suo maestro. E mi dice, poi usa questioni dei commenti, poi Orlando,
tu impari a suonare i scienzi, dunque si spiega tutto, tutte le cose, però poi, siccome uno non è che mica da andare in un negozio e si compra di la un'edda, si tocca da si sezzi. Infatti, ma adesso che desidero, siccome Beh. che prima che si faccia una fabbrica giapponese, no, tocca da... Poi chi non impara, c'è meta suonatori in giro, grazie a Dio, certo. quando cominciamo non ci dai, ma ci dai una parecchia gente, però c'è poco fai doris, quindi uno è che è sempre mettendo a saduro di ogni suo strumento, o suo maestro, ma suo maestro non può accontentare 40 o 50 scienze. E tu che devi imparare a... Quindi a suo manco un po' altro, ogni uno deve imparare se vai su strumento, poi taga uno dove finché a modo su, poi c'è quello che ha le disancia tostate, c'è quello che ha le più lunghe, c'è quello... Quindi in aria che ognuno si costruisce di il suo strumento a sua immagine e somiglianza, infatti. E da Panaica, ho canto un po' del resto del discorso di prima, io può inserire, devo fare lezioni teoriche, se non può imparare a suonare, e grazie a stagione di Veniciusanna, ogni volta che vi ho lezioni, noi si organizzano 5 ore del laboratorio, questo mi pare che sia la 10ª o 11ª lezione, io sono a disposizione di tutta questa canna, tutta questa attrezzatura, questo è il lavoro che ha fatto, veramente c'è da ringraziare, da ammirare questo che fendi. Poi da raccontare tutto ha fatto un'azienda che dopo mi dico fammi intendere no, però io voglio fare, pensa una cosa, siccome che tu mi hai quanto facciamo più femmine che uomini finalmente si indipicante questa tipo da un pezzo si di accicai che si di accordo, cioè 4-5 femmine e fai una sonata al femminile. Fatemi una cosa ancora più bella. Serrao su questa trasmissione aici. Da Serrao aici. Davvero sappusti senza questa cosa. Preparare i siti psicologicamente. Poi da due che sono De Viniccio, i scannasa. A un dì da spiega questa scanna. Contami questo conto. Ho cominciato a costruire quando Orlando ha detto questa scuola di ballo in Oimbida. Tu di ogni sede, sei Mareso? Sono Mareso. E quindi quando ho cominciato a fare questa scuola di ballo, dove vi ha finito questa scuola della UNEDAS e mi sono iscritto in Guivuro. Ed in Sarasa ho cominciato a imparare a sullai, non va che riusciva già a fare di prima, però mi ci sono stato subito e ho cominciato a imparare a suonare la UNEDAS. Però in suo proprio momento mi sono gustato a costruire. E sono fatto di aici, le cose mi piacciono da fare pure, sono mera manuali e quindi Orlando quando mi avevo costruendo, ma si è portato e quindi mi ha incoraggiato questo, ma in Sara non ha accabato bruso. Infatti se sanno, non voglio esagerare, ma già nella un'edà di ogni dì, fiala una cosa incredibile. Ed in Sara si è affinato questa tecnica costruttiva, mi sono fatto gli attrezzi adatti finché questa manualità di cosa mia. E poi c'è stato Pitano Perra che mi ha dato un consiglio. Il suo volo, che è Mariso, questo picciocco, è appassionato tutto dei launedas e dei collezionare strumenti tradizionali. Sì. Non certo sul livello di Orlando, vero? Il suo fa il suo chipote, dice. E mi ha consigliato ad coltivare questa canna. Devo appucciare subito quest'idea come è buona, perché devo essere agricoltori, appunto, ma da provare. E mi sono posto una codello. Questo codello di canna, da posichia, ma si posichia, di agricoltori, sa canna masco, via da volta, sa canna masco. Cosa che non tenevo su un sa canna masco non sa gatta da ogni allora, in Sardegna, con tutti i ci fai con sa canna masco. Sa canna masco si fa, sa mancosa e sa mancosetta. E sa mancosetta. Insomma, questo cannelli, io adesso unos 10 metri di longaria, ha prodotto canna. Sanno fatto via sta canna, ma via bellissima, via. Tu sei te, canna masco o canna femmina? Allora, in cui teniamo su sta canna femmina, poi vai stumbusu, poi due sta canna masco, e poi due sta canna femmina che si ripete, poi vai i scavizzini. Chiesti con sapore particolari, da una certa caratteristica, benché sia femmina. Questa cresce di mezzo su canelli di sta canna grossa, magari 10, magari però questo ci da vai di la vai cresci tutto fini. In questa coltivazione, cioè, essendo agricoltori, uno, insomma,
Da sera se ne sono abbandonate, sono Ponigana. Allora castigari, già conveni più a Ponigana, devono da ponni di accordi visto con i giapponesi su questa industria della UNED. Dunque, e poi però tu hai raccontato come ti hai fatto tu, come ti coltivi tutte queste cose, ma come ti si comincia a realizzare, a costruire, a fabbricare una launedda? Ita di imparasa ai picciocchetti, ai picciocchi. Allora, noi, io la stavo a perdi su vato de stagione Saganna, voi ta casita saponato tutto pronta, e quindi della selezione. I tampa, come ti impari, come ti vai a traballare. Poi si fa una lezione, si fa i video come ti fai, ti puoi traballare e dunque si chiede i tanara sul maestro e non su da scurtao. La prima cosa essenziale è sancia in launedesa, quindi io ho fatto bene come si fa in sancia, come si riporta poi ti tocca da sperrare proprio questa cannigella. Come si riporta sul linguaggio in questa coda di ganna che è selezionata apposta, vai. Se tu fai video come ti si fa. In pratica nota che si è selezionata la sagana, si sciopera per esempio vai in Udumbu, sciopera su sagana giusta, sagana adatta con la giusta grossaria e imparare su attrezzi che teniamo a disposizione, che ogni allievo a può fornire può deppi vai questo traballo. Allora, noi si fa subire come ti faccio sa sancia. Allora, questa è un'ancia podumbu, quindi è al linguaggio più lungo di canto volta da sa mancosa e sa mancosella ed è dove con questo attrezzo. Un attrezzo che ha un quadrato apposta e dove in questa maniera. Allora, questo è un sistema che ha pomperato de vago, poi i scienziati si sagattano meglio in questa maniera. Faccio leva dopo che ci era pugalata con cavaccio, in modo da dover ridottuvarsi, questa si ovetta bene, quindi poi da acabare di overri, pongo sul gottellino dentro esso e lo faccio scurri con capizzo. Controllo se elasticità è buona, quindi probabilmente essere un'ancia a riniscia. E tiro è sancia. È un'ancia che esce e sia benissimo come... Però non sta ancora acabata. No, è traballare di due anni, ma questo è tutta base. E questo è un attrezzo, ma voi ci avete altro attrezzo che vunti, come te Orlando, dovuto segreto, non mi da quanto, poi mi piace di avere i allievi su quando ottenete il risultato. Scopri, queste cose che devi inventare ancora. Ma sto pensando fai da qui. Poi pico un gottello di cucina normali, a seghettao, e da sé questa allungaria giusta, questa allungaria che mi serve. Senza parlare in conto meta, con il taso, da testo sa conca, e poi di bullo sul linguaggio. Si bullo con questo attrezzo, un taglierino modificato, fatto a cuzzo, in questa maniera, e poi di bullo questa ventanella con un altro attrezzo che ha per esempio un quadraudeo, non è che un gottello modificato fatto a 90 gradi, può entrare che entra deppi strobai in sul linguaggio e non per in questa maniera. Cioè, lo faccio scurri in bordo di questa ventanella, poi dirà questa bavatura che sta parata dentro, anavati a satra, io ne facilità un meta sul traballo in questa maniera, che tiene pericolo di rovinare sul linguaggio di questa cavizzina. Poi, una cosa che ci vuole in meta attrezzo, che dà un perro, mi sono inquadrato, fende questa cavizzina blu, succede in meta imprevisto, e quindi quando si tiene disattrezzo adatto per risolvere questo problema, si coita di bruso e si fa questa cosa proprio fatta. Ecco, questo si vede poi da pulire a intruso, praticamente una lima modificata, che seca da levica, e di dire questa bruttezza che due a intruso. Viesi che è meta fine, quindi fate un traballo abbastanza rifinito. Poi, Vinicius, posso dire una cosa? Noi potevo domandare a tutti i picciocchi che possono traballare a noi, sì, e su 78 si può traballare e fare un'ancia di rumbo. Certo. Però mi devi prima fai viri, e ti ha dato punti questa cosa che ci punta a piccare a Sanguni, si hai ti srebenti. Questo è una regalo di Orlando. Andavo, da sfemmo Castiendi prima, come si cerca in pratica questa funzione di stibasa. Funzione di stibasa che mi ha donato in misura tutto Orlando. Dunque, sa dimma poteva unare, no? Esistima. E noi ci punti riportare in pratica, come te noi, figure alla UNED e poi noi a misure naturali ci punti riportare in stampo. Dunque, sul modello è questo. Sul modello che è. E questo è testo, una... Questo è
questo è questa è un'invenzione che si fa proprio. Questa è una launetta che mi ha posto a fare Matteo. No, devo fare questa launetta di AI. E da puzzerriamo punto muscas. Santa Craga che dolcini sa musca. È una launetta, e che quando la puntata, ma Matteo, ma ti ha fatto come là? È non suona rabo questa cosa. Ma poi quando la puntata sono in disso, è tutta un'altra cosa. Però Isata se invece vuoi Orazio, Fiuda, Fiudedda e tutti quanti. Posso dire una cosa, che dopo potendo tutta questa misura sa che ci ha posto 50 anni, ci ha posto mezzo giornata, comprendi? Ma questo da ringraziare sicuramente. Però dopo spero che con questa misura se pure si migliora, magari ti correggi qualcuno e ti migliora ancora. Poi queste misure non sono tutte uguali. Sì. Ognuno si fa di un pacchetto in suo tempo, si dà data, o corregge se uno stampo, o se un'altra graica, se su Reffino. E a fuori di anni uno stabilito una misura che già esempi a rinascere da questa perfezione. Dunque, adesso una cosa, Vinicio, sì, tu sei di accordo, devo e Mapollica, tu andas a controllare i commenti, commenti a Renescita, fai Sancia, Scapezzino e tutto canto, controlla, vado su un giro a Icci e bio su commenti tra Ballanta e poi Orlando, tu mi prepari serrai questa trasmissione. Una bella zona tutto pari. Va buono. Tutto pari o no, prima sfemmina e poi e poi dopo. Tu puoi traballare, poi fai controllare, castiga traballi bene, mi raccomando, poi te pinti sonai. Questo scapezzino. Preparativo per riancio. Lasciai sempre 1 millimetro dessa conca, poi ti vai all'uggio del suo spago. Matteo ti senti su? Ah ok, fai questa secata poi già su spago e a Luca. Allora, questo è un po' verri, questo è. E io devo andare diretto. Però attenzione che non rompi ai bordi, comprendi? Non devi fare arrivare ai bordi perché sennò ti sbava da questa ventanella. Quindi arriva a un certo punto di prima e poi ti gira da su cottetto e da cavaliere. Sì, no, ma se tu vuoi girare con attenzione, a posto, o per rendere un'altra, questa deciso perché non mi piace. Allora, te bisogna ricordare sempre questa proporzione, cioè quando questa canna ha una certa dimensione non puoi fare sul linguazzo mera largo, potresti non essere troppo vuoti sul linguazzo e non vibra e quindi non suona. Quindi quando ci entra questa lama, ho un'attenzione a non dare troppo a fondo su. Quindi da dare più spago fai in modo che sia più strinta sul linguazzo loro. Ok? O per rendere un'altra. Melissa, se si imparando su poter dedo, ecco, questo è questo attrezzo, ok, un'attenzione, questo pulli centrali, sa, ok. Poi il regolativo doni a traballo che vai, sa intro su, pulli con sa limma che esti adatta per pullire e ti dirai sa i bavatura di intro. Allora, in questo modo là, allora, non da rima stata girare, quando tu passi sancia con suito, non da devi rovinare e giras, pruso, poi girare vince questa canna e ti esce una cosa più su bio, casti, bio e levica dei brusi di aici. Poi naturalmente controlla da solleva, se da bisogno come te sta intro, controlla sempre se l'elasticità di tubi questa è tostata no vago, quindi li pulli ancora intro, già sceso come te lo vai. Allora Manuel, hai quanto sei? Ti attrezzo da sempre? Ok. Poi può da eia, questo è importante, può da eia. Sì, ma sarebbe poi questo volo. Rita, questo si impara di aici. Allora, questo, quando tu impari a baiettorra, te si controlla il suo senso, cioè non te si dirà, potete solo di rovina che impara questo di aici, tu te si imparare a questa parte e si polificare sul linguaggio. In questo modo, a quanto è sempre sul linguaggio, graccao, ecco, dubita di yoga da sa. Poi può levigai completamente senza problema, c'è questo attrezzo di ona da sa possibilità di degraccare e quindi di levigai meta, bene,
in sicurezza. E poi quando sto vetta 10 commenti si è fatto bene, no? E che succede? Che tu benché andisi dopo su taglietto, su secadena, non c'è problema della depi stampare e della depi rovinare. Ok. Su dico 10 che già bene. Ok, boh. Non da quante se no, la strada libera. Boh, anda bene, perfetta. Da. Che cosa succede, no? Ah, tu sei già pensando a sta tonalità, vai bene? Però là, là è buono, non è male come tonalità, Poi naturalmente si corregge con sagera e tutte queste cose, però esti, ovetta pensa, poi di te che fai su segale, no, tutto questo, sei tutto bravo secondo me, sì, sì. Alessia, tu? Ah, vabbè, tu sei le prime armi. E noi come si sono posto? Ah, e noi si offende a cappio. Fai bene come si offende a cappio? Se no te la devi assottigliare troppo e Ok. si indebolisce. E poi Al limite, ma vuoi fare più rimane lungo più pasta su e- spago? Questa volta tu bis. Ok. una volta ti stavi mettendo a fare. Se scappiamo te l'ha fatto gruzzo. Ma questo tu devi tornare a fare. Cioè non drum te che di andai a grosso. timmi alla scena con il spago un plus. Cioè chi lo dà più lungo è meglio su. Se pago spreco da spago che voi lo dovrei capire che li spreca di brusso. Ah, se fai il sancia posso mancare. La schissa se è bello, Quando la rimesci con le cose. Ma casi, io direi che da provare, no? Ehi, È una questione con gusto, c'è sempre il sattretto giusto, ecco, gusto o adesso un cosa cassato. hai fatto? Ma il taglio non l'hai fatto ancora. Ci L'hai butto pulita su mezzo, qua? no? Satro. La devi prima pulire qua dentro. Bene, mi pare che potevo filmare poco poco sa lezioni di oggi e dottor a il maestro Orlando Viniccio, venendo noi piacere. Orlando, Viniccio, maestro. Bene, Maestro, fammi compagnia. bene, noi che noi io più già che alcuna cosa che succede in questa scuola della UNED, come si suona, anzi come si suona, io sono un tenio pago, ma poi io sazzerriai, tu hai promesso che i spicciocas, anche sono impari, dunque ho detto fate una concordia. Prometto e sa pure antiprometto. E sa antiprometto, sa. Quindi siccome che questa particolarità di proprio di questa orchestra popolarizzata, proprio che c'ha tanti femmine che sono, tanta cosa che mai succede prima che demoravo 20 anni fa ti siamo questo goccio, insomma, non è fare. E invece sì, noi ci dati oggi mi pare che ci dà 6 o 7, da Sazzerriao 6 noi, ci stiamo fare la zona da Sazzerriao, femmine da Concordia. Femmine da Concordia, e chi è che dopo Carolina, Orietta, Jessica, Alessandra, Alessia, io e Rita. La UNED è stata astenere tutto, sì, non certo, è certo. Tutte cose che si poteva fatte esistere tutto noi. A che no, fatevo un domo del Suverredi, schironi dell'Inna, dunque ognuno in la UNED a cosa sua. E bene, Orlando, se non sei gustata, fatevo su questa ripresa e tanta fai un'elevazione, una processione. Una cosa. Elevazione. Anda bene, dai, fai si intendi pago. Poi però ti domando un'altra cosa, Orlando. Mo intendevo su femmina sa Concordia. Sì, si inboccava pago, e ci puoi inquadrare bene.
È cosa bella, bene. Dunque, Orlando, bene che stava di tantissimo, poi con a posto il Launedda, se torna si torna a traballare. E ma voglio scene, se tu vuoi fare, prima, siccome ma voglio serrare questa trasmissione con tutto su chi sono, come altro, però una zona da tu, mancai con calincuno adesso. Allora, in orchestra ci sono a tutto il livello, ci sono quelli che sono in processione, ci sono quelli che sono in ballicetto, ci sono quelli che sono proprio ormai bollenti, ecco proprio. E secondo me oggi c'è da due di questo talento che diventano maestri, insomma, pure. Matteo Muscas e Luca Schiro, noi si vede una concordia da ballo, insomma, perché di queste sono impegnative, anche se sono da concordia, si mediana pipia, si viuda e su punti organo. In tanti raresti, a costa no. Matteo, non si è da piegare su strumento nuovo che ha fatto. Non credo, non uscivo. Matteo, poi non siete maestro, ma mi pare che ha fatto una bella cosa, sì. Bella, sa di musica, sa di su film, tutto canto, dunque sei bravo, Matteo. E Luca, ormai tu conosci, che hanno via Picciochetto, poi è stato un maestro di 78, dunque no, dopo conosco, potevo più poter sorgere sempre in coda, ci sono via prepotenti di Picciochetto pure, non è che via, una Picciochetto via prepotenti, però oggi anda bene. E tu si fa dei ascoltare. Sa concordia di mediana e fiuta, mediana pipia, fiuta e punti organo. Bene, bravo Matteo.
Bravo Luca, è il maestro, è il maestro. Una sonata a 10 è durata un'altra mezz'oretta, però dai. E noi in trasmissione tocca da fare a depressi. Dunque, questa scola, tu mi hanno che sono locali ex Montegranati, con questa banda, una cosa del suo comune. Devo proprio del suo comune Mara, che ringraziamo ovviamente che si dà posto a disposizione. Tu sei su maestro poi sono, sei tutto canto, poi un nao Vinicio che su maestro poi vai a costruire, fabbricare la un'edda 78. Ma tutto questo torna da intro di uno sozio che è Ballutondo. È sozio Ballutondo che nasce nel 2001. È stato fondato dove ci faccio patti, è stato presidente di Chiara Farci. E praticamente dentro noi ho sempre organizzato tante cose, spettacoli, io ho visto realizzato su Muspo, su museo, pure tu indici che è quella cosa. Però se i laboratori, le lezioni della UNED, del ballo, dell'organetto e tutto, organizzato sempre tramite Sassozio Ballutondo, che senza di questo noi abbiamo messi noi, insomma. A noi sapere di adesso, si fa un sacco di cose con questo socio, dunque se mi fa piacere adesso arremonare per questa regione. Anzi già registrato tutte queste cose, infatti noi escurtendi e tanto ti ho fatto in noi in questa puntata del maestro e devo poi serrare con il maestro e si scende 78, dunque sono pari, fanno una zona d'edda e donauso ancora costotta questa possibilità di ascoltare la un'edda, se non uscivo i tanti sonai, ma che nessuna cosa si tanta regalare. Ti posso dire che uno non ha tutto, ma 80% dei che imparano a suonare è sempre il suo desiderio di zone posantefisi. Ma Deo, quando è che zone posantefisi? Punti sempre con questo. E ci andate 4-5 puntate su noi pure, che purtroppo non ci danno volta, ma spero possano chiedere. E quindi è vero che su sono che ci si prende proprio in suo cuore, è proprio questo della processione. E dunque sai da suonare ormai è questa musica che accompagna da Sant'Efisi, come si muove su Sanzo, questa musica lo è sempre. Andate, pensando su Deo, Deo se questa puntata, se tu più de oggi, se lo sapere, se si fa i piaceri, se gira che bene, con un'altra puntata del maestro, se lo sapere, itta tutto c'è in questa terra cosa nostra, te cosa bella, che uso a piri, a intendi, a conosci, impari, se si fa i piaceri, sapettauso, sa gira che bene, con un'altra puntata, un altro attopio, con il maestro su questa terra nostra. E poi, sa musica della UNED. Grazie a Vinicio, grazie a Orlando, grazie a Matteo, grazie a Luca, grazie a Fernando, tutto, grazie a tutti, grazie a voi altri, e so sapere ancora. E poi musica della UNED.
Custatividadi, estetia realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda. Imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.